Di nuovo in diretta con l'edizione straordinaria di Antena 3 Nord-Est, iniziata questa mattina con Nicola Zanetti, che ha coordinato tutte queste attività legate al maltempo, e poi proseguita fino a poco fa da Ferdinando Avarino, ovviamente tutti i nostri giornalisti, i nostri tecnici mobilitati per questa acqua granda di stamattina che ha toccato il picco alle 11.53, si è fermata a 1.54, si temeva che potesse arrivare a 1.60, qualcuno diceva addirittura 1.70, poi per fortuna insomma, ha avuto pietà, diciamola, mettiamola così, di Venezia ferita e ha cominciato a scendere. Vediamo il Corriere della Sera che titola "Stop ai vaporetti, chiusa San Marco, arriva una nuova perturbazione". Vortici ciclonici, allerta per il weekend. I vaporetti in realtà sappiamo che alcuni vaporetti sono in funzione, specie quelli della linea 2, e probabilmente altri saranno ripristinati quanto prima. Ma per essere più precisi sulle previsioni meteorologiche, ovviamente noi ci affidiamo a Giancarlo Iannicelli, generale Giancarlo Iannicelli, che è un meteorologo notissimo, che ci viene in soccorso quando dobbiamo appunto dire ai nostri telespettatori che cosa ci si può aspettare. Vediamo. Subiamo ancora gli effetti di una depressione che ormai è ferma da diversi giorni su di noi ed è impedita nello scorrere, quindi a lasciare le nostre zone, a permettere un miglioramento, è impedita nel movimento verso est da un'area di alta pressione molto intensa sull'Europa orientale, quindi continua a generare sistemi perturbati, continua a indirizzarci sistemi perturbati, i cui effetti purtroppo sono evidenti, e anche per questo fine settimana avremo un tipo di tempo variabile, ma a tratti anche abbastanza frequentemente perturbato. Vediamo intanto più nel dettaglio. Sabato mattina abbiamo una nuvolosità variabile, anche intensa, senza fenomeni, poi nel corso della mattinata avremo un peggioramento, si approssimerà a un sistema perturbato che porterà piogge diffuse, anche se non intense ma continue, quindi daranno un contributo ancora importante alle piogge già cadute. Per domenica, primissime ore, sentiamo ancora gli effetti del passaggio del sistema perturbato, primissime ore, ripeto, di domenica, e poi un miglioramento anche domenica, una nuvolosità irregolare, variabile, non escluso con un po' di fortuna nel corso della giornata anche dei temporanei rasserenamenti, una variabilità che ci accompagnerà per lunedì, e poi martedì, almeno per quelle che sono le carte attuali, ci danno un peggioramento di nuovo del tempo, quindi anche la prossima settimana in gran parte sarà all'insegna della variabilità e di questa instabilità, insomma, che ci continuerà a interessare. I venti sono deboli ma moderati, con qualche rinforzo anche significativo, inizialmente dai quadranti occidentali e poi temporaneamente si pongono improvvisamente dai quadranti nord-orientali, quindi area più fresca. Temperature appunto minime 7-8 gradi, le massime dagli 11 ai 13 gradi. Per finire, l'Alto Adriatico naturalmente con questa situazione si presenterà molto mosso, addirittura agitato. E questo era il generale Giancarlo Iannicelli, che è presidente del Consiglio Comunale di Treviso. Poco fa dichiarazione di Roberto Sessa, produttore del film Sei tornato, le cui scene si stavano girando questa mattina in piazza San Marco. C'è stato diciamo un atteggiamento un po' arrogante di qualcuno del set, che ha impedito a Cristiano Arboita di muoversi sotto il porticato che era invaso dai turisti. Roberto Sessa, produttore della Pico Media, che produce questo film, di cui protagonisti sono Stefano Accorsi e Valerio Agolino, ha detto: abbiamo capito di essere finiti in una situazione difficile e allora abbiamo deciso di interrompere le riprese. Questa è la dichiarazione di Roberto Sessa. Durissimo era stato il sindaco Brugnaro, che aveva parlato di sciacallaggio. Allora vediamo ancora le testate giornalistiche, vediamo come trattano, che altre notizie
che altre notizie danno dell'acqua granda di questa mattina. Siamo arrivati, vi dicevo, a 1,54, adesso l'acqua è ormai scesa, si vedono ancora ovviamente turisti, pochi a dire la verità, perché in questi casi insomma non c'è la presenza di tutti i giorni, cioè migliaia di turisti che si concentrano soprattutto a San Marco. Il picco di marea, ricorda il Gazzettino, 154 centimetri, vento in calo ma danni ingenti, allagato il 70% del centro storico. Brugnaro nominato commissario per l'emergenza, pausa per quanto riguarda il meteo, ma da sabato torna il maltempo. Abbiamo detto anche dell'assedio per una volta dei giornalisti. Luigi Di Maio diceva: parlate un po' meno di Venezia, parlate più delle altre regioni colpite. Cioè di Venezia si parla soltanto per cose così, diciamo, scontate come la guerra ai piccioni o altri problemi piuttosto irrilevanti, e quindi per una volta, dico, di fronte a questa catastrofe vorrei anche vedere che noi diciamo, indugiassimo di più su altre regioni che peraltro con le reti nazionali ci dedicano pochissima attenzione. Tanti giornalisti presenti, davvero troupe da ogni parte del mondo, e questo da un lato è singolare perché non è la prima acqua alta eccezionale, perché quando è a 1,50, 1,60 è già eccezionale, 1,87 è una catastrofe, i danni sono più ingenti, ma non è che la vita cambi di molto per i veneziani, sono lì con le pompe di sentina, le scope per cercare di buttare fuori l'acqua se non hanno le pompe, e poi a contare i danni sperando che questa volta i 5.000 euro promessi dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ci siano veramente, cioè vengano in sostanza vengono per una volta erogati puntualmente, che non si debba aspettare più di tanto. Vediamo se ci sono altre notizie importanti. La protezione civile, questa ancora anche per domani, questa è di poco fa, grazie a Francesca Bozza che me l'ha passata. La protezione civile ha emesso per domani un'allerta rossa sul Veneto centro-nord e allerta arancione sulla provincia di Bolzano, su alcuni settori del Veneto, sul Friuli Venezia Giulia occidentale, sul Lazio centro-meridionale, e vabbè, ecco, abbiamo citato anche le regioni, una delle regioni centrali, quindi non è finita, sperando però che l'acqua alta non sia troppo alta. Il centro maree prevede un livello di 1,20 massimo, 1,10, per cui insomma almeno domani dovremmo stare tranquilli, domani notte non lo so, vedremo. Cerchiamo di vedere anche Venezia Today, è un giornale minore che si occupa ovviamente di questa splendida e sfortunata città. Ovviamente in prima pagina madre e figlio trovati morti, sospetta intossicazione da monossido, vi avevamo detto, e poi c'è un'inchiesta sul Mose, e poi alcune immagini che riguardano diciamo, l'incontro di stamattina tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Si erano già visti ieri a Pellestrina per l'appunto. Allora io direi, Fabrizio, con i nostri tecnici in regia, tutti i nostri registi hanno fatto un lavoro straordinario, rivediamo l'intervista al Patriarca di Venezia Moraglia, perché in un momento in cui c'è sempre qualche dubbio sull'atteggiamento sincero o meno della classe politica che viene a Venezia in questi casi, è un po' per portare una concreta solidarietà, un po' per così accattivarsi le simpatie di tutti in vista magari di tornate elettorali, no? C'è anche questo elemento che noi siamo sempre soliti riscontrare. Rivediamo l'intervista al Patriarca Moraglia, perché nei confronti della classe politica, provate a leggere tra le righe,
quel che dice Monsignor Moraglia è molto pesante, pesante. Vediamo. Patriarca, terzo giorno di emergenza qui a Venezia, qual è il suo stato d'animo? Ma di preoccupazione, perché questi fenomeni con cui noi eravamo abituati a convivere, l'acqua alta appartiene all'orizzonte culturale e storico di Venezia, stanno diventando invece adesso dirompenti. Un anno fa, il 29 ottobre, un fenomeno simile a questo. Adesso in questo momento la città è al 65% sott'acqua. La notte scorsa è andata all'80% sott'acqua. La Basilica ha dei disastri, soprattutto nella cripta, nei pavimenti, nelle colonne. A me preoccupa la gente, però, soprattutto, che ho visitato già la mattina successiva. Noi siamo preoccupati perché la gente incomincia a essere disperata, ecco, ogni anno doversi trovare nella condizione di ripetere gli stessi gesti per salvaguardare delle attività. Quindi si tratta di famiglie, si tratta di piccole aziende molte volte, poi ci sono anche i grandi marchi a Venezia certamente, però ci sono anche le realtà piccole che cercano di vivere. Qualcuno mi ha detto: ma non riusciamo più a sopravvivere se ogni anno succede questo. Ecco, questa è la mia preoccupazione. Poi sa, delle 120 chiese che abbiamo in Venezia e nelle isole, 60 sono andate sott'acqua, con danni ingenti, soprattutto per le comunità che sono ferite, vedendo che in modo ricorrente succedono questi atti di fronte ai quali ci si chiede come mai il Mose, che è 30 anni che tutti ne parlano e tutti ci lavorano dietro, non entra in funzione. Adesso aver sentito una data che ci porta oltre il 2021 è una cosa che ci preoccupa, perché in autunno, non solo in autunno ma soprattutto in autunno, ci sono questi fenomeni particolarmente pronunciati di acqua alta. Quindi noi cosa vuol dire? Che abbiamo ancora 2 autunni con dei grandi punti interrogativi, sperando che non succeda? Ecco, questa è la grande preoccupazione che noi abbiamo, e come veneziani esula delle nostre possibilità, perché quello che è possibile fare come gestione ordinaria, ecco, dell'acqua alta lo facciamo volentieri, ma di fronte a questi fenomeni è la politica che da qualche decennio non ci ascolta, e questo ferisce, ecco, la comunità veneziana. In questo momento io non voglio accusare nessuno, voglio far presente un'amarezza, una sofferenza, un disagio, e io spero che i politici lo raccolgano come un atto forte di richiesta, questo sì. Guardando con speranza al futuro, chiedendo però di non ripetere gli errori del passato, questo certamente. E lei cosa dice in questi giorni ai suoi fedeli disperati? Quali parole di conforto usa? Ma guardi, in queste circostanze ho già vissuto altre vicende del genere. Quello che più conta è la vicinanza del vescovo. Io ho camminato per ore nell'acqua alta e ho voluto camminare certe volte da solo, visitando alcune zone, altre volte col sindaco, per dire alla gente: con questa presenza non siete soli. Ecco, perché il messaggio che io vorrei che passasse ai nostri veneziani è chi in qualche modo ha una responsabilità pubblica in ambito ecclesiale o civile non vi lascia soli, è presente, viene a visitarvi nel momento della difficoltà. E allora lei capisce il discorso che facevamo prima sulla politica invece nazionale, che la percepiamo un po' disattenta rispetto alle esigenze necessarie, ecco, non voluttuarie, della comunità veneziana. Cosa chiederà al ministro Franceschini, che fra pochi minuti arriva? Guardi, in un modo un pochino più tecnico, tutto quello che ho detto a voi. L'ho già chiesto al Presidente Conte,
ho cercato anche di potergli parlare riservatamente e sono riuscito anche a coinvolgere nel discorso il prefetto, la sovrintendente e tutte quelle persone che potevano dare al primo ministro una situazione reale di Venezia, perché quello che noi dobbiamo fare è poter dire che abbiamo fatto il possibile per comunicare una situazione difficile, una situazione che non si deve ripetere. Perché io come vescovo e penso gli amministratori locali dobbiamo poter guardare negli occhi la nostra gente e dire quello che era in nostro potere l'abbiamo fatto. Quindi al ministro Franceschini dirò e ripeterò quello che ho detto a Conte, al Premier Conte, aggiornato da qualche dato che ieri non avevo e che adesso ho ricevuto e che delinea una situazione ancora più difficile. Dirò a Franceschini che le cose che ho detto al ministro Franceschini, dirò le cose che ho detto al Premier Conte, dicendo che le avevo già riferite a Conte e che a lui aggiungo alcune precisazioni che sono dati che ho acquisito adesso. Ecco, che dati? Ci può anticipare qualcosa? Ma il tipo di sofferenze che lui è il ministro dei beni culturali, no? Che i nostri beni hanno avuto, ma soprattutto che questo genera sconforto nella gente, sconforto nelle comunità parrocchiali, sconforto nei giovani, sconforto nelle persone anziane, ecco, che si sentono abbandonate perché vedono spazi per loro cari che conoscono da sempre, che condividono con gli altri e che hanno rappresentato momenti importanti della loro vita, lasciati un po' all'incuria, al caso. Ecco, io devo ancora raggiungere alcune realtà delle isole, ma mi dicono che Murano, la Basilica di San Donato è stata lesionata, ma non solo questa. Se cito Murano e non cito gli altri farei dei torti alle altre situazioni, ma dovrei fare un rosario di parrocchie e di chiese che sono state in qualche modo lesionate. Io vorrei far capire al Ministro che certamente la lesione degli immobili però costituisce una ferita profonda delle comunità che vivono e amano quei luoghi e quegli spazi. Una lunga, intensa intervista di Cristiano Arboit al Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, un magistero nel solco della carità cristiana, proprio nell'aiuto concreto a una comunità che Monsignor Moraglia ha sempre avvicinato, con cui ha sempre interloquito e che ha sempre dimostrato di voler sostenere soprattutto in queste circostanze. Un magistero molto diverso da quello di Angelo Scola, un teologo, un grande teologo della Gregoriana, molto più dogmatico, però più freddo, insomma, meno attento alle esigenze delle persone, e questo cambiamento probabilmente, questa passione per i veneziani, per questa città, sicuramente darà una spinta decisiva al Mose, forse altri al Mose, ma soprattutto alla classe politica che deve concludere i lavori del Mose. Forse altri non hanno fatto quel che si doveva fare, non sono riusciti ad esercitare le giuste pressioni, ma poi invece l'intervento di Monsignor Moraglia potrà essere, io credo, decisivo. Allora chiudiamo questa lunga diretta, vi dicevo prima, iniziata questa mattina da Nicola Zanetti, proseguita da Ferdinando Avarino, vice direttore delle nostre reti, del gruppo dei Network Mediaset. Ferdinando, allora chiudi tu, perché poi ci sono i TG. Ci sono i TG e hai anche altro. 20:10 questa sera. Grazie davvero al direttore anche per il lavoro che ci avete fatto svolgere oggi e ovviamente per essere sempre pronti sul territorio. Avete visto che non è finita purtroppo, che quindi anche nelle prossime ore proseguirà questa ondata di maltempo. Tra 10 minuti circa
Nicola Zanetti, Lucio Zanato e Francesca Bozza qui alla redazione di San Biagio stanno confezionando le ultime cose del TG con i servizi da tutto il Veneto, da Venezia in particolar modo, e quindi saranno in onda i telegiornali dalle 18:30, quindi un'altra ora e mezza di informazione dopo le 8:30 sino ad adesso, e poi ci concluderà con 20:10 questa sera, condotto da Nicola Zanetti, ancora sull'emergenza di questa giornata, e poi 40, che è una trasmissione sulla storia di Antena 3. Stiamo preparando anche per settimana prossima un racconto di tutto quello che è successo, come abbiamo fatto con Vaia, ma è un lavoro, immaginerete, ancora in evoluzione, quindi probabilmente per martedì sera potremo rivivere insieme tutta l'emergenza, sperando di creare ancora quella lobby dell'attenzione per il Veneto e Venezia in particolar modo. Poi lunedì sera c'è Ring, quindi ne parleremo di sicuro. Dopodiché saremo anche condizionati dal maltempo, se ci lascerà tregua o meno. Grazie direttore. Grazie Ferdi, grazie a tutti. A voi, arrivederci, grazie. state sempre con noi, grazie.